Corriere del Veneto, sabato 5 aprile 2025. Spazio e benessere, la città e la giusta prossimità. Eravamo abituati alla giusta distanza, quella del film di Carlo Mazzacurati. Ascolta, tutto questo mestiere lo devi fare sul serio. C'è una cosa che devi imparare subito. È la regola della giusta distanza. La misura che tu devi sempre tenere tra te che scrivi e le persone coinvolte nei fatti. Non troppo lontano, se no non che sei più pathos. Ma neanche troppo vicino. Porca bestia! Perché se il giornalista si perde nell'emozione è fritto. Hai capito? L'abbiamo evocata più volte, me compreso, per segnalare che quando si accorcia diventa eccessiva vicinanza, perché cedono i principi morali, o perché si cede all'improprio coinvolgimento emotivo nell'analisi e descrizione dei fenomeni e nei processi decisionali, allora si corre il rischio di perdere lucidità e obiettività. Nelle scelte politiche, economiche e manageriali, a volte tutto ciò conduce sulla via del declino. Abbiamo tirato in ballo la giusta distanza anche per contrapporla alla ingiusta lontananza, quella che fa leva su stereotipi e paure ataviche, che ci inducono ad aumentare la distanza culturale e pregiudiziale rispetto a chi è altro al nostro confronto. Nelle scelte di progettazione urbana, la conseguenza è concepire le città con un approccio gerarchico e non relazionale. Da una parte, il centro dotato di strutture qualificate e servizi di facile accesso, appannaggio di un certo segmento di persone. Dall'altra, le periferie con minime dotazioni di risorse che amplificano le disuguaglianze spaziali e con architetture idonee a generare forme di segregazione urbana che a loro volta alimentano l'esclusione fisica e simbolica di ampie fasce di popolazione. Nella sfera economica, l'ingiusta lontananza si esprime con scelte che non coinvolgono territori e comunità in processi di codecisione e così rischiano di ignorare i bisogni reali. Quando succede, si generano sfiducia e frustrazione, che a volte, quando i territori sono trattati solo come fonti da cui estrarre valore, senza azioni di restituzione in forma di benessere collettivo, sfociano in conflitto. In questi giorni, su invito del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, il Veneto ospita due autentiche autorità mondiali sui temi appena introdotti. Uno è Carlos Moreno, l'innovatore urbano che ha teorizzato la città dei 15 minuti. L'altro è Paul Krugman, premio Nobel per l'economia 2008 per i suoi studi su commercio internazionale e geografia economica. A tenerli insieme è la convergenza su un concetto nuovo, la giusta prossimità, che porta a immaginare le relazioni sociali ed economiche in modo sostenibile e soprattutto centrato sull'essere umano. È un'idea promettente, di cui si è discusso ieri all'Università di Padova, che invito le nostre elite politiche, amministrative, economiche e intellettuali a prendere sul serio, per poi adattarla allo sviluppo del nostro territorio. Assumere la giusta prossimità come principio progettuale porta a contesti urbani meno gerarchici e più relazionali. Ogni area o quartiere è dotata di una infrastruttura civica, da cui discendono alcuni benefici effetti. Più coesione sociale, perché lo spazio si vive e si condivide, invece di limitarsi ad attraversarlo. Più efficienza ambientale, perché ci si sposta di meno e quando serve si fa con la cosiddetta mobilità dolce. Più resilienza territoriale, perché la maggiore coesione sociale rende più semplice assorbire gli shock senza perdere le funzionalità proprie. Vero è che queste soluzioni portano a moltiplicare le sedi per erogare servizi di prossimità e così si perdono economie di scala e quindi aumenta il fabbisogno di investimenti. La mancanza di risorse sufficienti è senz'altro un vincolo stringente, ma anche la dimensione culturale gioca la sua parte. In tempi a dire il vero non troppo lontani, c'è stato chi considerava l'immigrazione come un fatto inevitabile, in sostanza da tollerare solo per necessità, e considerava la comunità immigrata come un ospite temporaneo. Tale prospettiva ha portato a scelte urbanistiche che a volte hanno limitato l'accesso ai servizi nei quartieri multietnici, trasformando la diversità in separazione, marginalità e isolamento. Sul fronte economico, applicare la giusta prossimità vuol dire immaginare azioni per ridurre gli squilibri territoriali e per disegnare politiche idonee ad avviare azioni di redistribuzione delle opportunità, di favorire lo sviluppo di reti diffuse e capillari e di valorizzare ciò che di rilevante hanno anche i territori meno centrali. Sono tutte idee buone e giuste e,
in questi tempi di dazi galoppanti, anche convenienti. Paul Krugman è l'americano cui non piace la politica di Trump, tantomeno quella dei dazi, e lo spiega da premio Nobel dell'economia qual è. Il grande annuncio sui dazi di 2 giorni fa ha rappresentato una totale violazione di tutti i nostri precedenti accordi, per cui abbiamo semplicemente stracciato tutte le regole del commercio internazionale. La democrazia americana è sull'orlo del baratro. Democracy is on the brink in the United States. E allora, professor Krugman, come va a finire? I don't know how this ends. I would say that in the next Non so few come finirà nei months, prossimi mesi, può I succedere see di no tutto. real Non vedo alcuna possibility of possibilità anything concreta di except, nulla, se non di tit rappresaglie for tat, occhio per occhio. retaliatory Forse Trump potrebbe moves fare on un all passo sides. indietro, ma So questa it's è going la to be più very grande ugly. crisi del Now, sistema economico mondiale degli ultimi 75 anni. really in 75 years at least. È più preoccupato per l'economia o è più preoccupato per la democrazia anche nel mondo? Democracy is much more important. La democrazia è più importante. Da un problema economico puoi tornare indietro. Non puoi tornare indietro se perdi la democrazia. You can't come back if you lose your democracy. Economisti, urbanisti, architetti, una platea di addetti ai lavori chiamati a ripensare il mondo, ora più inquieto. Una via d'uscita la prospetta l'urbanista colombiano Carlos Moreno, che insegna alla Sorbona. On doit suivre aujourd'hui, 5 siècles après, l'exemple de Galilée. Dobbiamo seguire oggi, 5 secoli dopo, l'esempio di Galileo. Trump non vuole parlare di cambiamento climatico, di diversità, di inclusione. Tocca a noi europei portare avanti questa battaglia. C'è una parola più importante che Galileo ci ha insegnato, è resistere. C'est résister.